La crisi economica non c'è, Brunetta lo dica alle famiglie che non sanno più come pagare le bollette, ai 3 milioni di lavoratori precari, alle aziende strangolate dal caro energia. Così la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle in riferimento alle dichiarazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione nel corso di un'iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. Brunetta, veneziano, è contrario al salario minimo per legge, non sa che secondo i dati INPS lo stipendio medio in Veneto è di 7.700 euro sotto la media nazionale. Il Veneto ha bisogno di strumenti a sostegno delle retribuzioni, come il salario minimo, che rappresenterebbe un vantaggio concreto per i nostri lavoratori, aggiunge Baldin, firmataria in regione di una mozione a sostegno del salario minimo e di un'interrogazione relativa al fenomeno del working poor, che in Italia raggiungono la quota dell'11,8%. Durante la pandemia nel nord-est la povertà è cresciuta dal 6,8% all'8,2%. Tra questi poveri ci sono anche tanti lavoratori, come dimostra la recente indagine svolta dalla Philcams di Treviso sul settore terziario, dove un addetto su 5 guadagna meno di 1.000 euro netti al mese. La crisi non c'è, Brunetta vada a spiegarlo ai camerieri trevigiani con stipendi da fame, conclude Baldin.